essere parente ti mangiano questo, però non è uno che fa parte dell'organizzazione. Non so se una sorella di questa si è sposato a Naldo, De Lentini, mi pare che ci deve essere una cosa del genere, però non sono proprio certo, guarda. Pagano Antonino, lei lo conosce? Come? Pagano Antonino? No, no. Palazzolo Salvatore? No. Senta, lei l'ha mai sentito nominare una persona con il soprannome di Turi l'elettricista? Turi elettricista. Vabbè, È questo Turi elettricista. Pappalardo Salvatore. Pappalardo Salvatori è quello che di cui io, insomma, quello di Montepo. Questa persona quando l'ha conosciuta? Questo tempo io l'ho detto, nell'82, questo l'ho detto già. Sì, successivamente ha avuto rapporti con questa persona, Pulvirenti? Ma sì, certo, eravamo insieme, ogni tanto avevo rapporti, certo. Oltre a quello che lei ha detto, ha commesso lei reati con... No, Il Salvatore reati certo che non ho commesso, però non so chi... No, lei con questa persona? No, solo il fatto di Raimondo, c'è stata quella discussione di quell'omicidio che me l'ha confermato lui. Però non lo so poi se questo omicidio l'ho fatto con lui, perché io non ci ho domandato. Perché non era il caso di domandare ogni volta perché era così. Che ruolo occupa nell'ambito dell'organizzazione? Pappalardo? Sì. È nel gruppo di questo di Montepo, di Coso, insieme a Natale De Raimondo. È uomo d'onore. Chi è il padrino lo sa? No, il padrino veramente non lo so. Non ci ho domandato perché quando l'hanno fatto non c'ero io presente. Quando è stato fatto uomo d'onore lo sa? Ma è stato fatto un po' prima di me uomo d'onore. Un po' prima di me, penso. Cioè prima dell'85? Sì. Sarà prima di arrestarlo, perché poi l'hanno arrestato. O dopo che è uscito, una cosa del genere, io non ricordo bene. Conosce Pastura Carlo? Come? Pastura Carlo. No. Pavone Emanuele. No. Può darsi che sono ragazze con questi capigruppi miei, però Pelleriti Antonino. Pelleriti Antonino? No, io conosco Pelleriti, quello a Catino, quello di Costo, che è collaborante, quello di Acciano. Quello è Pelleriti, un altro. Ma c'è Pelleriti no? Rapido. Pesce Francesco. Pesce Francesco. No, Pesce Francesco? Pesce Francesco? Sì, Pesce Francesco sarebbe quello che c'è stato il fratello ucciso. Ma però questo Pesce Francesco non è che fa parte dell'organizzazione. Altra domanda. Lei sta facendo riferimento al fratello della persona uccisa. Sì. Pistone Francesco. Pistone Francesco. Pistone Francesco.
Pistone, insomma, è un nome che non ti so dire, però personalmente non lo conosco. È un nome che deve essere nella famiglia di Santa Paola, sicuramente. Questo come fa a dirlo? Perché non ti so dire questo Pistone. Però non so se si chiama Giuseppe o Francesco Pistone, non ti so dire. Lei stamattina a proposito di Barcella Salvatore, lei ha detto che sapeva che doveva fare una rapina con stimoli a Catania e che poi questa rapina non sì, però queste guardie, perché loro stesso lo sanno, io non l'ho conosciuto mai. Non ha conosciuto? No, mai, completamente. Ecco, non ho avuto... mi scusi, io volevo sapere di questa vicenda, sì. Lei come ne è venuto a sapere e chi ha incontrato? Io ci ho mandato per fare questa rapina, doveva partecipare un ragazzo che avevo io, Franco Stimoli. Franco Stimoli. E poi Franco Stimoli mi ha raccontato che c'erano guardie nel mezzo per fare questa rapina, e questa è una. Poi non mi sono mai interessato io. Però... Ecco, le voglio dire, di questa rapina, chi è che gliene ha parlato? Questa rapina, allora hanno parlato, insomma, un po' tutti, penso Cangagnolo, parlava Samperi, Saverino, parlavano tutti di questa rapina, e io cercavo di fare partecipare pure a questo ragazzo per prendere qualche cosa di soldi. Insomma, si parlava nel mezzo, non è che una rapina è una cosa che così si svolge. Poi io a questo D'Aquino l'ho visto proprio in galera e mi ha fatto capire, insomma, che era nella famiglia Santa Paola. Però diceva lui che non lo conosceva Santa Paola, che era amico di Marcello D'Agata e di Maurizio Avola, di questo. Era dirigiuto di queste persone. E questo in che periodo gliel'ha detto? Questo al 93. Mi scusi, ha detto mi ha fatto capire che... Sì, me l'ha fatto capire perché guarda, io ero con l'articolo 41 bis, però ero in cella. In cella significa ci sono persone magari che gli tengono non sono con l'articolo 41 bis, gli tengono 7 giorni, 5 giorni in interrogo giudice e poi gli portano da una cessazione. Però lui era là, fino a capattivo stesse là, e qualche cosa me la faceva capire. Questo. Però non si poteva proprio parlare, trasmettere, però mi ha fatto capire che lui era amico di Marcello D'Agata e amico di Maurizio Avola, che avevano fatti dell'omicidio insieme. Pizzimento Paolo? Pecceriddu? Pizzimento Paolo? No. Lei ha mai sentito parlare di un tale soprannominato Pippo Vulpi? Pippa Vulpi? No. Puglisi Alessandro? Puglisi Alessandro è un cugino di Piero Puglisi. Era un ragazzo che insomma poi nell'ultimo tempo si avvicinava a lui a Puglisi, però insomma non era cosa dell'organizzazione, così. Di che cosa si occupava? Ma era lui e suo cugino, penso che si occupavano un po' di cose di gioco. Dove se ne occupavano e da chi? Lui e suo cugino? Ma sempre di Milano questo fatto, perché i suoi cugini erano di Milano. Ecco, l'altro... Erano amici di Torre Basetta. Mi scusi, l'altro cugino, lei ha detto Alessandro e il suo cugino, l'altro chi è? Ma l'altro... Come si chiama? L'altro uno si chiama Salvatore, uno si chiama Mimmo, così, perché io non ho avuto tanta frequenza con i suoi cugini, ho avuto poca frequenza, poco cosa. Ecco, e che si occupassero di droga a Milano con Torre Basetta, da chi l'ha saputo? Sì, si occupavano di droga. Da chi l'ha saputo? Però non avevano un'organizzazione, erano così per conto suo. Sì, le chiedevo... Ma l'ho saputo di Carmelo Cangagnolo.
perché me lo confermava, insomma, Pippo Grazioso, quando andavano là, c'erano tutte queste discussioni, le discussioni della droga erano queste. Però loro non è che facevano patti a noi altri che insomma pigliavano soldi, ne davano, no, erano per conto suo, anzi potevano essere per conto di Basetta, una cosa del genere, però non erano insomma nel nostro... Sì, lei ha detto che però Basetta faceva parte di Santa Paola. Sì. E allora che significa? Ora lei dice faceva parte di Basetta. Può darsi che Basetta, io ci ho detto a lei che la roba che vendeva là a Milano ci dava la percentuale a Santa Paola, quindi aveva le sue ragazze pure a Milano che vendeva la droga. E di questi lei ha parlato di Alessandro, di Mimmo e di Salvatore. Chi era di questi che lavorava a Milano? Di questi che lavorava a Milano era quelli che abitavano a Milano, sto Salvatore, e non so se si chiama Mimmo, l'altro, io non lo so, però erano questi che abitavano a Milano. Pietro Puglisi. È suo cugino, è cugino di questi. Da quanto tempo fa è diventato suo genero Pietro Puglisi? Quanto tempo che lo conosco? Da quanto tempo lo conosce e quando è diventato suo genero? È diventato mio genero nell'80, così, nel 79, l'80, in questa epoca. Lei più volte ha fatto riferimento a episodi di droga che riguardano Pietro Puglisi. Sa da quanto tempo ha iniziato a occuparsi di droga il Puglisi? Da quanto tempo? Quando il tempo è quello, quando si occupava Cangagnolo, si occupava lui. Pippo Grazioso, questo è, a parlare sempre nell'83, verso l'83, perché l'82 c'era guerra, c'era cose, non si poteva uno occupare di nessuna cosa. E oltre che dal Basetta, il Puglisi da chi si riforniva? Se si riforniva. Se si riforniva. Sì, pure da questo Francesco, il nipote di Madonia, e pure un Mangione Francesco, era lo stesso. E lei questo come fa a saperlo? Ma lo so, perché si parlava, perché Grazioso a me me lo raccontava pure. E Pippo me lo raccontava, poi succedeva che lui insomma se pigliava un po' di droga poi la tagliava, la voleva vendere a un altro gruppo. Chi è questo? Puglisi. E a chi la vendeva? A quale gruppo? La poteva vendere pure a Grazioso Salvatore, pure a questi gruppi, a Culesano, la poteva pure rivendere. Però io capivo che si lamentavano che questa cosa ce la dava, che era questa cosa che è una schifezza, così, quella, ce la donno. Ecco che c'erano tutti questi discorsi da questa cosa. Ma perché era una schifezza questa? Perché ce la tagliava troppo, forse ci vendeva troppo taglio. E loro non la potevano vendere. C'erano tutti questi discorsi, perché di questi discorsi più in conoscenza, più meglio, più chiarificazioni, e Grazioso, e Cangagnolo, Samberi, perché erano questi. Pure Grazioso che riceveva questa roba, e lui è collaborante, le sa precise queste. E oltre a queste persone che ha già indicato, ad altre, ricorda se c'erano altre persone a cui vendeva o cedeva comunque la droga? No, le persone erano queste nella famiglia stesso, e poi c'era Filippo Malvagna che ha dato un po' di roba a questi di fuori città, insomma nei paesi, e basta questo. Ecco, ma come avveniva la distribuzione del profitto della droga? Cioè che... E io l'ho detto, questo profitto non avveniva niente perché ogni persona... Questo profitto? Non avveniva niente da parte nostra, dice perché? Sì, qualche milione mi davano a mia, perché io giustamente ero là di tanti, certe volte mi dovevo comprare qualche pezzettino di terra per farmi qualche cosa, e allora si giungevano tutte pare, per dire 10 milioni, 20 milioni mi davano. Però non c'era un profitto giusto
che potevano portare soldi perché ognuno si gestiva da se stesso, e questo io l'ho detto. Mi scusi. Ogni gruppo, ogni capogruppo. Ecco, ma io sto dicendo all'interno, lei ha detto ogni gruppo si gestiva da sé. All'interno di questi gruppi come avveniva la distribuzione del ricavato della droga? Il ricavato avveniva, ogni capogruppo se aveva 15 ragazze, poi ne aveva una galera, doveva pensare ai famigli o doveva pensare le sue fatti, questi soldi le divideva nel gruppo stesso, perché loro la vendevano, la divideva nel gruppo stesso. Poi certo, se si dovevano comprare armi, cose, loro dovevano conservare qualche cosa che poi me la dovevano dare a me, se succedeva che si dovevano comprare altre cose. E così divenne. Cioè praticamente se c'era un... Non c'era bacinella, non c'era fondo casso, né noi altri non ce n'era, ci fu circa un anno e poi si è tolto questo fatto. Da voi non c'era, perché in altri gruppi c'era la bacinella? Nel gruppo di Santa Paola c'era la bacinella. E questo chi gliel'ha detto? Lo so io, perché quando io ero consigliere lo sapevo tranquillamente che loro avevano una bacinella. Avevano un fondo cassa, insomma, se arrestavano qualcuno. Ma questo, mi scusi, questo fondo cassa chi lo teneva? Cioè materialmente che cos'era? C'era una... Questo il fondo cassa lo teneva Ardo Ercolano. E? Ardo Ercolano. E cioè in questo fondo cassa che cosa ci andava? In questo fondo cassa del gruppo Santa Paola? Ci andavano il ricavato insomma, anche dei lavori, di altre cose che avvenivano, insomma veniva in questo fondo cassa la rimanenza, perché prima si pagavano le stipendi, si pagava l'avvocato, tutto, poi se rimanevano soldi dovevano andare insomma in bacinella per tutte le necessità che poi succedevano. Signor Purviendi, lei ha avuto mai modo di commentare con suo figlio Nino l'incendio del Sigros? Ma no, questo io poi l'ho spiegato, non è venuto completamente, non c'è stato nessun commento di questo fatto. Io l'ho capito che era stato fatto, la discussione che ho fatto ieri, però non c'è stato nessun commento con mio figlio Nino per il fatto dell'incendio da stante, completamente. Non penso che lui si nascondeva di me a dire che aveva partecipato a questo fatto, non lo so, questo fatto che... Né ha mai sentito lei lamentele da parte di appartenenti alla squadra di suo figlio in merito a questa vicenda del Sigros? No, lamentela, ma non c'è stata nessuna lamentela da parte dello Sigros. Lamentela da parte dei appartenenti alla squadra di suo figlio, cioè del gruppo di suo figlio? Ma veramente non mi ricordo di un fatto del genere, che c'è stato questa lamentela. L'ho fatto da stante, no? Suo figlio capeggiava quale gruppo? Il gruppo di San Pietro Clerenza.
Il deposito incendiato dove si trova? Il deposito? Il deposito del Sigros incendiato? In Sì, che zona si questo trova? il deposito che fu bruciato si trova a Piano Tavola. A Piano Tavola. Sì. San Pietro Clarenza rispetto a Piano Tavola? Sì. Non è tanto lontano, però è un po' lontano, certo. Un pezzo di 3 km, 4 km, così. Pulventi, è proprio sicuro di questa che l'ultima domanda che le faccio sul punto? Di San Pietro? Presidente, c'è opposizione. Presidente, c'è opposizione. Può fare la domanda diretta il pubblico ministero. Cioè lei, la domanda diretta è questa, E così chiudiamo. Sì. lei può escludere che Sì. suo figlio Pulvirenti Tonino non abbia avuto alcun ruolo? Completamente lo sputo. Presidente, È una cosa che io lo sputo, perché lo sto accusando pure per omicidi. Se era una cosa del genere io la dicevo, perché avevo fatto questo deposito, è stato Schellacci a bruciarlo. No, le voglio dire, al di là del fatto che è stato Squillaci, Sì. lei sa se, e questa è un'altra domanda diretta, proprio per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio o riserva, lei sa se comunque suo figlio doveva occuparsi di questa vicenda? No, completamente, perché penso mio figlio era con me, penso che me lo diceva. Dico, non le sembra strano che rispetto ad un episodio... Presidente, Signori, la farei io la domanda, perché rendetevi conto che dal tenore delle domande può essere anche a favore dell'imputato, oltre che a sfavore. Quindi tutto questo motivo di non indagare, proprio perché è stato fatto, perché si insiste, c'è motivo di insistere, si rigettano le opposizioni, il pubblico ministero può procedere. Dico, non le sembra strano? Mi faccia finire. Sì. Non le sembra strano che rispetto ad un episodio che si verifica in una zona che certamente non è distante da quella di influenza del gruppo di cui suo figlio è il capo? No, il capo di quella zona è Schellacci. Non c'entra mio figlio. Signori, ho rigettato preventivamente qualsiasi opposizione su questa indagine perché ne ritengo la necessità ai fini della decisione. Non sono verbalizzate, avvocato Catania. non possiamo verbalizzare le opposizioni. Presidente, Sulle indagini non le sembra strano? C'è stata sempre la sua Presidente, nei limiti opposizione in a cui fare le la domande domanda. vengono formulate Quale in che maniera fosse. corretta. Poi Presidente lei pone opposizione preventivamente, insomma. Sistematicamente. Ci sono altre domande? Vige la riserva. Ci sono altre domande? Scusate, il pubblico ministero deve fare altre domande? No, non devo fare. Allora questo. passiamo ad altro argomento. Lei conosce Pulvirenti Armando? No. Pulvirenti, ora parliamo un attimino di lei. Lei perché ha deciso di collaborare? Io parlando, insomma, volevo salvare la mia famiglia, perché ho capito insomma che Cosa Nostra è persa, lo Stato è vinto, eravamo tutti persi e mi ho consigliato pure, non è che io ho fatto una collaborazione e su questo voglio adesso parlare perché c'è anche mio figlio che mi ascolta, perché io mi sono anche confidato su questo fatto di fare questa collaborazione e mio figlio mi ha detto vedi se mi puoi fare un colloquio che parliamo meglio di questo fatto. Allora io è bugiato, sì. E andare a ricordo allora. Vabbè. Sì, a difendere, sì.
Cioè, Presidente, noi chiediamo che allora venga... Valuto io le situazioni. Andiamo avanti. Presidente, lo so che li valuta Perché non lei, vai in quella però il con mia, pubblico vedremo- ministero chiede. ah, Basta però, Pulvirenti. Allora, vuole continuare Pulvirenti? io l'ho fatto insomma perché ho capito che dovevo partire prima io, insomma, volevo salvare la famiglia perché eravamo tutti persi, tutti in galera, ma non è che loro erano persi per me perché ho parlato io, perché hanno parlato gli altri, quindi eravamo lo stesso persi, non è che questo voglio dire io, le volevo salvare di questo periodo, l'ho fatto per questo. E lui... E quando si è accorto di questo fatto che lui dice che signor Monsignaro può essere testimonia che adesso è pure sotto protezione mia figlia Mariella, può essere testimonia lui, lei, di questo fatto che io ho spiegato. Questo ho capito, perché loro si devono fare convinti che cosa nostra è pessa. Mi scusi, quando lei si è accorto che questa diciamo, causa era persa? Ma me ne sono accorto quando è successo il fatto già di Falcone che di Borsellino di più, che è successo tutta quella, e allora già eravamo persi. Però poi me ne sono accorto in galera perché sono successe tante di quelle cose, dissi siamo tutti persi e ho consigliato questo. Lui dice che signor Monsignaro, spatti. Questo, volevo salvare io a loro, perché lo sanno che non si possono salvare assolutamente. Altra domanda. Conosce Quattrocchi Alfredo? No, Quattrocchi Angelo Mario? no, Cocciocchi, non so uno di Acerriale, però personalmente non lo conosco, si chiama Cocciocchi Affio. E di quale gruppo faceva parte? Ma questo era così, un po' avvicinato a questo Nuccio Coscia, ma però così, non era dice tanto importante. Non era uno che era... Raimondo Francesco? Raimondo Francesco, no. Rapisarda Giovanni? Rapisarda Giovanni sì, però non è uomo d'onore. Rapisarda Giovanni, io l'ho detto oggi, fu quello che mi ha accompagnato insieme, che mi ha portato quando ho parlato con GE. Ricorda, non so se gliel'ho chiesto, comunque se gli avessi chiesto ripeto la domanda, l'epoca di questo incontro con Gioier? L'epoca di questo incontro di Gioier Cioè lei aveva cariche? Poi io? Certo, era consigliere già. Perché? Silenzio. Direi che sta finisce. Facciamo 10 minuti di sospensione. Sì. Si ritiri Pulvirenti. Quattro mi pare. No, la cella 20 per favore. O 21. 20. Si sente? E un po' di silenzio per favore in aula. Signor Presidente, io volevo dire questo. Ci sono luoghi e modi di dire quello che ha detto il Pulvirenti Giuseppe. Il Pulvirenti Giuseppe, cioè mio padre, perché è mio padre, ha mandato delle lettere a casa. Ora adesso io la vedo fuori luogo questa uscita che ha fatto lui qua. Io prego la Corte e alla signoria vostra di cercare di evitare di farlo parlare di queste cose, perché io non mi sono mai messo d'accordo con lui. Lui cercava un colloquio con me. Giustamente da padre in figlio cercava il colloquio, non è che cercava il colloquio perché mi ha detto a me che si voleva pentire o meno. Io non so niente di questo pentimento. Tutto questo, signor Presidente,
Addirittura il processo me lo faceva la signoria vostra alla terza sezione mafia e politica, se ben si ricorda. Basta, grazie. E mi scuso per poc'anzi. Non ha di che scusarsi, Pulvirenti. Introduciamo il Pulvirenti Giuseppe. Il Commissario può procedere. Presidente, credo eravamo arrivati a Rapisarda Giovanni, aveva già detto qualcosa di Rapisarda Giovanni, però volevo ritornare un attimino. Può farlo. Pulvirenti, anche perché c'è stato un momento di un po' di confusione e non ricordo se ha riferito altre cose. Dico, Rapisarda Giovanni, Sì. e lei ha fatto riferimento appunto all'episodio dell'incontro con Antonino Gioielli. Sì. Le volevo chiedere, quella era la prima volta che vedeva il Rapisarda oppure l'aveva già No, visto? no, l'avevo visto un altro paio di volte così. Sa ricordare le occasioni in cui l'aveva visto? No, ma non c'erano occasioni, era così. L'avevo visto un paio di volte perché lui era nel mandamento di Coso di Brondi, insieme a Libertà, e era insieme a Filippo Scuderi, che battevano insieme con la stessa macchina e insieme rientravano. Io ero amico pure di Filippo Scuderi a Belpasso, che insomma l'ho visto, l'ho salutato, poi se l'ho visto un paio di volte, 2 o 3 volte. E lei ha detto, o comunque glielo chiedo, perché- Non è uomo d'onore questo, e certo. in quale gruppo è inserito? Ma questo l'aveva vicino pure Marcello D'Aguila. Rapisarda Salvatore lo conosce? No, Rigano Filippo? Ficono Filippo. No. Romeo Francesco? Romeo Francesco. No, Romeo Giovanni io conosco. Romeo Francesco no. Conosceva quello morto, quello che è morto. Romeo Riccardo? Romeo? Riccardo? No. Pulvirenti, lei ha mai commesso reati a Messina? A Messina, ma ho commesso reato di furto così. Reato di furto sì. In che occasione? Ma in occasione pure insieme a Mimmo Amato, a Turamato, abbiamo fatto qualche magazzino così, insomma tempo che rubavamo, pure tempo di guerra facevamo qualche furto per poter andare avanti, perché non si potevano fare delle estorsioni, non si poteva fare niente. In che periodo questo? Tempo? L'82 così, l'81, l'82, sempre in quel periodo. Con chi li ha fatti questi furti? L'ho fatto con Mimmo Amato, Turamato, queste erano le persone che... Lei conosce?
Poi c'era qualcuno altro, non me ne ricordo perché si trattava di furti. Lei conosce Sparacio Luigi? Sì, certo che lo conosco. In che occasione l'ha conosciuto? Sparacio Luigi l'ho conosciuto io in un'occasione, non solo io, però questo qua io già ho detto, l'ho conosciuto io e Mangioni, Francesco, ci siamo andati insieme da questo Sparacio, perché era successo a Messina un omicidio che l'avevano fatto due ragazzi, che io non le conosco queste ragazze, però sono ragazzi, non sono uomini d'onore e sono appartenenti alla famiglia Santa Paola, questi ragazzi. Avevano fatto un omicidio e di questo omicidio uno di questi ragazzi l'aveva chiamato dentro la casa, proprio l'abitazione, quindi la mamma l'ha visto in faccia. Poi questo ragazzo non si è ritirato più, è stato ucciso e noi siamo andati in uno spazio per poter parlare con questa famiglia, con i padri ci abbiamo parlato di questo morto, insomma si poteva dire che questo ragazzo, perché già erano in galera, questi ragazzi non erano loro, che sono andati a cercare suo figlio, per questo. Come è finita questa vicenda? Poi è finita, mi sembra che l'hanno condannato a questo, insomma non abbiamo concluso, non si è concluso niente, mi sembra che l'hanno condannato lo stesso, mi sembra, perché poi non l'ho seguita più, però ci siamo andati per questo motivo non Sparacio. E lei ha parlato con questi genitori? Con chi ha parlato? Sì, con i padri, solo con il padre, che l'ha buttato lo Sparacio, l'ha andato a prendere lo Sparacio. Lei conosce Pietro l'Africano? Pietro l'Africano io lo conosco perché lui però non ha avuto nessuna cosa, perché lui portava la frutta nell'ospedale dove mi trovo io e così lo conosco, perché lui era amico pure della Bonamma di Natale Santa Paola, che Natale Santa Paola lavorava pure in un mercato e questo va. Però non ho avuto a che fare mai con Natale questo l'Africano, solo in questa occasione perché ero ospedale, buttavo frutta, questo. Lei, quando ha parlato con Gino Sparacio, Sì, con chi era? era con Mangioni, tutto due erano. Altre persone? No, altre persone non ce n'erano, erano tutti due. Lei di questa vicenda che riguarda questo suo viaggio a Messina, Sì. ne ha parlato con altre persone? E penso che questo, ma lo sanno tutti, penso che Cangagnolo lo sa, sicuramente Carmelo Cangagnolo e poi altri, ma Carmelo sicuramente ho parlato, poi gli altri lo sapevano, che noi aggiustavamo in questa situazione, che si doveva parlare. Lei sa se comunque il Gran Cagnolo ha avuto un ruolo in questa vicenda? No, C'è opposizione, Presidente. C'è opposizione, Presidente.
Perché Per motivare, avvocato Di Giorgio. La motivo subito, Presidente. Il provvedente mi pare abbia con estrema puntualità parlato delle persone che ebbero ad eseguire l'omicidio, delle persone che successivamente si sarebbero recate in Messina. Ha detto che il Grancagnolo ha saputo soltanto perché lui gliene ha parlato. Ora chiedergli se ne ha un ruolo mi sembra quantomeno suggestivo. No, non ha detto, io ho chiesto se ne ha parlato con Grancagnolo e mi ha E detto successivamente di sì. se ha avuto un ruolo Grancagnolo, dopo che inizialmente era stato assolutamente escluso che qualcun altro avesse Ma avuto il un fatto che, Si che rigetta fosse l'opposizione, può escluso, che rispondere. fosse Può presente non rispondere. significa... Sì. Io con Grancagnolo sicuramente non ho parlato perché Grancagnolo era pratico, lui di Messina era pratico. Perché era pratico di Messina? Perché Grancagnolo aveva un contatto con un po' di ragazze di Messina appartenenti a Mario Marchesi, uno che si chiamava Scappuzzetta, aveva questo contatto con Getto Angelo, che poi lui qualche 6 o 5 o 6 di queste ragazze l'ha portato da una casa di mia di campagna, abbiamo mangiato insieme, che appartenevano a questo Mario Marchesi, che poi uno di queste ragazze si chiamava Salvatori, ci doveva fare un favore a Carmelo Grancagnolo, che doveva uccidere una persona a Messina, che questa persona a Messina ci andava, che faceva commerciante di roba, di stoffa, mi pare. Che questa persona era stata una persona a Catania che aveva fatto uccidere o era partecipato, lo sapeva lui perché era di Paganello, era interessato Carmelo Grancagnolo, a un certo Angelo Scuderi. E allora Carmelo voleva uccidere questa persona e ci ha detto che appartenevano a Mario Marchese di uccidere questa persona, come infatti ci hanno sparato, però l'hanno ferito ma non l'hanno ucciso. Questo poi è il rullo che ha avuto Grancagnolo. Lei ha detto che ha fatto dei furti a Messina. Sì. Di quali furti si tratta? Ma non si tratta qualche frutto di lenzuola, di biancheria, fu fatto del genere, va, pecchiava assai, sai, no? Però un frutto di così. Lei ha detto che ha fatto soltanto furti, ora le faccio un'altra domanda. Sì, giusto, ora ci sto pensando, però io questo l'ho detto, perciò non è che è una cosa, l'ho detto questo, perché a Messina una volta è successo, sempre negli anni, stai parlando 81-82, così, è successo una rapina da una gioielleria, da un deposito, da un laboratorio che facevano gioielli, che la base l'ha portato Pippo Borriccino di Catania, è uno grande, c'ha la mia età. Ha portato questa base che c'era oro in quantità, invece che poi si è trovato un pochettino di oro, poco, dico poco, non meno un chilo di oro, e questa rapina non mi ricordo bene perché a Varsai forse che ha partecipato Saverino o Affeto, o Saverino Samberi o Affeto Samberi. E questa rapina lei c'era? Sì, però non ero proprio nella rapina io ero da un capannone che insomma avevano questa amicizia, l'aveva sempre Borriccino, che aspettava in questo capannone insieme a Borriccino, e in questa rapina penso che c'era Affio Licciardello di Belpasso, Mazzagli Antonino, se non sbaglio, picchiava Scusi, allora, assai. questa rapina era una rapina... C'è opposizione. Sì, rapina. Perché c'è Lo opposizione? dico subito. Intanto credo che Ci sono andate per studio di finanza. Signor Presidente, aspetti. Sì. Intanto credo che dovrebbe valere sempre il criterio della competenza, Presidente, no? Visto che sono fatti avvenuti in altro Avvocato, la distretto. competenza funzionale è una cosa, la competenza Questa territoriale... è una vostra opinione che io Ma non la mi sento competenza di è condividere. territoriale, altro che Io non mi funzionale. sento di condividere, quindi io esprimo È la mia competenza opinione. territoriale che si sposta per ragioni previste dalla legge e condivisibili. Il giudice per materia è sempre uguale a quello competente. Io ringrazio l'avvocato Di Giorgio per l'intervento da Divando, dico c'è un problema di criterio di competenza territoriale, credo che la Corte mi pare che ha espresso un orientamento in questo senso, ma al di là di questo non vedo la pertinenza col processo in queste indagini, sia questa e anche quella precedente fatta rispetto ad altri fatti delittuosi. Presidente, io vorrei fare un'osservazione. La pertinenza della domanda è evidente perché
chi ha letto il processo sa benissimo, e quindi l'avvocato Catania sa benissimo, che il tema è pertinente a determinate posizioni, e quindi, trattandosi di un reato associativo, questo fatto che si intende esplorare ovviamente soltanto con un'altra domanda serve proprio a chiarire il possibile coinvolgimento di imputati di questo processo nel reato associativo. Quindi bisognerebbe arrivare a questo punto, senza dilungarsi ulteriormente. Io avrei fatto eccessivamente. avrei fatto un'altra domanda e poi vado alla domanda diretta. Può procedere. Perché il problema è che quando si cerca di arrivarci da lontano si dice che non è pertinente, se si fa la domanda diretta poi si dice che la domanda è suggestiva, quindi si cerca di non urtare la suscettibilità di nessuno proprio per evitare di cadere nella domanda che poi si asserisce essere suggestiva. Comunque la domanda è questa, dico, per fare questa rapina Sì. Furono utilizzate armi? Certo. Sì. E Qualche pistola, una cosa del genere, perché Basta così, domanda successiva. ci sono andate vestute come finanza, per ciò che era la finanza, così è stata fatta la rapina. Divise di finanza. E queste divise della finanza come furono portate a Messina? Queste furono portate dentro un bossone, così. Sicuramente, e poi il cambio è venuto in questo capannone, sono cambiate e poi si sono ricambiate un'altra volta. E hanno preso un po' di bigiotteria di più, e poi come oro nemmeno era 1 chilo di oro, era poco, invece che si pensava che c'era una quantitativa. L'ho detto. Lei conosce Salemi Salvatore? No, Lei quanti cognati di Benedetto Santapaola conosce? cognato di Santa Paola io conosco Menniti e Pippo Iaccolano e Franco questo di Messina. Franco di Messina come si chiama? Non lo so, saccio che si chiama Franco, però non so il Franco? Certo. In che occasione? In un'occasione quando io facevo pure questo frutto, insomma, ci andavamo lì in ciosco, salutavamo, queste cose, va. Però non faceva parte lui dell'organizzazione, perché vendeva cami, queste cose pure, si arrangiava di sensale, di queste cose. Conosce un personaggio soprannominato Celentano? No. Conosce Sansone Francesco? No, Sansone no. Può darsi che sono sempre nel mio gruppo, ma io per dire non le conosco. Non è che scudo. Conosce Santa Paola Angelo? Santa Paola Angelo sarebbe nipote, figlio di Tano Santa Paola, sì, lo conosco così, va. Da quanto Però, tempo lo conosce? Ma lo conosco di un po' di anni, però non era uno che, insomma, era uno che scapolava sempre, non era uno proprio affermativo, questo proprio nel gruppo, così. L'ho conosciuto, ma però non ci ho avuto poi da fare. È stato distaccato da me, va.
Le conosce fratelli di questo Santa Paola Angelo? No, penso che Turi Santa Paola penso che non è suo fratello, poi non sono sicuro per questo, che Turi lo conosco e sarebbe che è cugnato di Turamato, però non so se è fratello di quello, non. Un Santa Paola Francesco di Gaetano, lo conosce? Francesco di Gaetano. E sarà questo che dico io, questo Francesco, ma qualche volta l'ho visto, però o l'ho visto insieme con Salvatore, o Salvatore Amato, o con Turi Santa Paola, qualche volta penso che l'ho visto così, però non ho avuto rapporti e penso che non è nemmeno uomo d'onore questo, sicuramente. Ma penso che se l'ho visto insieme a Turamato e a Turi Santa Paola che sono cugini. Lei ha conosciuto i figli di Benedetto Santa Paola? Sì, l'ho conosciuto perché qualche paio di volte così, perché lui quando era nella casa di Cesarotti oppure una casa di San Giovanni a Punta, un paio di volte sono venuti perché venivano a trovare a sua mamma e suo padre. Questo. Poi ho saputo negli ultimi tempi che il figlio grande l'hanno fatto uomo d'onore, però il figlio piccolo insomma non era niente, non c'entrava. Che il figlio grande sia stato fatto uomo d'onore, da chi l'ha saputo? L'ho saputo, non mi ricordo di Marcello, d'Aghita, di qualcuno così, l'ho saputo, che già era uomo d'onore, tranquillamente, di noi a se stesso. Santa Paola Salvatore di Francesco? Santa Paola Salvatore sarebbe questo il cognato di Turamato, perché non lo so come si chiamano i padri, perché non le conosco i padri. Parliamo del cognato di Amato. Sì, questo lo conosco. Quando l'ha conosciuto? Sempre, nell'82 quando insomma camminava insieme a Turamato per fare pure qualche azione, qualche cosa che poi insomma non è successo riguardo omicidi, l'ho conosciuto, però le istruzioni se le facevo. Di questo sarebbe quello che prende pure lo stipendio che ho detto io stamattina per passo. Sì, aveva detto. Santa Paola Vincenzo di Salvatore? Cioè il figlio di Salvatore? Sì, lo conosco. Quando l'ha conosciuto, si è inserito nell'organizzazione? Sempre, dall'82 in poi l'ho conosciuto sempre, qualche volta l'ho visto, era nel gruppo puro di fuoco. Nel gruppo? Nel gruppo di fuoco, nel gruppo che si faceva la guerra. Sa di fatti, innanzitutto sa se è uomo d'onore? Sì, è uomo d'onore. Da quanto tempo? Prima di me. Sa chi è stato il suo padrino? No, veramente no, perché non si domanda queste cose, è difficile, tranne che lo dicono loro. No. Lei ha detto che faceva parte del gruppo di fuoco, come fa a saperlo? Perché insomma in quei tempi si vedevano come erano i gruppi di fuoco combinati, come se ne sceva, questo è. Non era uno che stava seduto dentro, questo è il fatto. I fatti specifici commessi da Santa Paola? No, i fatti specifici non lo so, perché se usciva l'ho detto, per uccidere persone, poi
quando succedeva qualche omicidio, se lui eravamo stati noi, si dava una risposta che era avvenuto dalla parte nostra, questo si sa. Però le fatte specifiche, quelle che sono successe, che io proprio sono sapitore, l'ho detto già. Santocono Carmelo. No, non lo conosco, questo no. Melo Munzù ne ha parlato. Sì, ho parlato di questo. Quando l'ha conosciuto? Ma io questo l'ho conosciuto prima di entrare, perché faceva lui contrabbando di sigarette, lo conosceva che faceva in via Telefinanza, in questi posti, vendeva sigarette, ma lo conosceva da prima, così. Scalia No, Vincenzo. no. Mi scusi, questo Melo Munzù quando l'ha visto l'ultima volta? No, poi insomma l'ho visto verso l'85, così, e poi non l'ho visto più. Non è Che lei non lo vede dall'85? Sì, verso l'85, così, e poi non l'ho visto. Scusi, lei ha parlato di incontri avuti con Aldo Ercolano? Sì, io? Sì, certo. In vari posti. Sì. Aldo Ercolano sempre mi incontravo. Sì. Le volevo dire, quando si incontrava con Aldo Ercolano, Sì. Aldo Ercolano come arrivava da lei quando si incontrava in luoghi... Ma Aldo Ercolano i posti sapeva, certe volte veniva pure solo. Certe volte? Solo, pure solo veniva con la macchina. E delle volte veniva solo. E altre delle volte veniva accompagnato da un accio, però insomma era uno, non lo so, perché era uno ragazzo che stava insieme a lui e non so spiegare perché insomma me l'ha presentato così, non era uno di mia conoscenza che lo sapeva nel gruppo né cosa, non lo sapeva, però veniva con questo ragazzo che quello era pulito con la patente, tutte cose, e veniva certe volte con questo. Ce lo sa descrivere questo ragazzo? Ma era un ragazzo robusto e un po' più alto di lui, così. Un po' più alto, e poi oltre questo indicazione dell'altezza? Che era più alto di lui. Questo l'ha detto. Poi altre cose, Niente, altre cose veniva, discutiamo tutto, quello che No, le stavo dicendo, dico, a parte l'altezza, altre caratteristiche... No, non me ne sono accorto. Sarebbe in grado di riconoscerlo? Ma veramente non sono sicuro, perché devo dire quando che poi sbaglio. Sì, certo, questo è giusto. Non sono proprio sicuro di ricorda... Perché magari noi ci parlavamo, questo si stava nella macchina, perché lui lo lasciava nella macchina, o si stava fuori, così. Non era proprio... E ricorda quale tipo di macchina? È pratico di macchine? Lui con tante macchine veniva, magari con macchine così, insomma, veramente come macchine io non sono tanto combattenti, però lui veniva con tanti tipi di macchine, non aveva sempre una macchina. C'è trovate qualche macchina magari camuffata con il portabagagli per non fare capire niente, magari una macchina di scarsa portata, non macchine importanti. Veniva con queste macchine. Lei può quantificare quante volte ha visto l'Ercolano con questa persona che lo accompagnava? Un paio di volte. Sciutto Sebastiano. Sciutto Sebastiano, no. Scuderi Antonino. No. Lei stamattina ha parlato della cerimonia in cui furono fatti 2 uomini d'onore, cioè dire suo figlio ed un'altra persona. Sì. Chi era l'altra persona? Nuccio Coscia. Nuccio Coscia, di Aceriale.
Lei sa qual è il vero nome di Nuccio Coscia? No, il cognome non lo so, l'ho detto stamattina, non lo so. Lei ha detto che il padrino di Nuccio Coscia chi è stato? Iano Ercolano. Lei già conosceva il Nuccio Coscia? No, di prima non lo conoscevo, l'ho conosciuto in quel giorno e poi insomma in seguito lo conoscevo, va. Di prima no. E in quale, dove abita il Nuccio Coscia? Penso a Chiesa Reale, proprio a casa non lo so, io nemmeno ci sono andato io a Chiesa Reale, però so che lui è di Chiesa Reale. Con precisione poi se per dire abita in un'altra località non lo so perché non ci ho domandato, non ce l'ho chiesto mai. Lei sa se è inserito in qualche gruppo in particolare? E in particolare lui era inserito da questo gruppo di Eceriali, che questo gruppo di Eceriali a sua volta faceva parte di più a questo Lido Conoscenti, ma questo Lido Conoscente poi era amico di Iano Ercolano e quindi questo gruppo era mantenuto di queste persone, così. E sa che ruolo avesse nell'ambito del gruppo Il ruolo di tutto è, dottore, il ruolo è omicidi, rapine, estorsioni, è tutto, qualsiasi cosa. Non è che c'è... Sa in particolare di che cosa si occupava? Lei dice in termini generali, in particolare di che cosa si occupava? Di particolare c'è una cosa che lui faceva una specie Aspetti un momento, Scusi, aspetti. sulla domanda c'è opposizione perché è suggestiva. Si rigetta l'opposizione. Di particolare lui faceva un guardiano per copertura, guardiano da un cantiere, che questo cantiere era di Cetro, quello che io ho detto di Paternò. No, lei che significa per copertura? Per fare vedere che lavorava. Perché in effetti cosa faceva? In effetti faceva estorsione, a noiaccia apparteneva, quindi faceva così... Ecco, lei sa se in quel gruppo, in questo gruppo di Acireale vi fossero altri uomini d'onore oltre lui? No, no. Quindi era l'unico uomo d'onore? Sì, l'unico. Sa lei ha detto di queste estorsioni, faceva estorsioni, di estorsioni precise, specifiche? E specifiche, io l'ho detto, le estorsioni, era un'estorsione fatta a uno che questo, insomma, sono due fratelli che avevano una specie di impianto di cemento e poi hanno fatto un'estorsione a uno di questo che si è presentato Lido Conti, che questo delle estorsioni si è raccomandato a mia per Giustarla e Giovanni Romeo, che l'ho detto stamattina. E questa è una estorsione specifica che l'hanno fatto loro, non ci conosce con noi e tutto il suo gruppo. Lei conosce Nina Vecchia? No. Turischeggia? No, io sentivo dire una volta Pipposcheggia, ma lo sentivo dire così che erano all'ambiente, però non della nostra parte. Signorino Sergio? No. Io però non escludo che possono essere persone legate pure al mio gruppo, perché non le conosco tutti, perché loro lo sanno come erano combinati. Lei conosce una persona chiamata Pippo Beddu? Pippo Beddu? Pippo Beddu mi sembra che essere una persona grande, che questo deve essere imparentato con Mangione Francesco, sì, è quello che dico io. Lei lo forse soccombare così. E mi sembra che questo abbia una casa a Barrera.
Lei lo ha conosciuto direttamente? Sì, direttamente in questa casa, una volta ci sono andato io e Piero Puglisi, da questa casa a trovare pure a Mangiano, che era in questa casa, di questo si chiamava Pippo Beddo, e era uno ex contrabbandiere, sì, a questo. Lei ci è andato da latitante o da libero? No, io ero libero in quei tempi. Quindi tanto Ero tempo- uscito da un'associazione, ero libero perché in quel momento stesso che sono uscito da quella casa, non mi hanno fatto 100 metri, mi ha fermato la questura, che poi mi hanno portato a mia e Piero mi hanno portato in questura, poi siamo usciti. Lei ha Si detto- sembrava che ancora io avevo il mandato di cattura. Lei ha detto che è un ex contrabbandiere. Sì, Sa se dopo di che cosa si è occupato? di cosa si è occupato dopo veramente non lo so, perché io l'ho visto in quell'epoca a lui e poi non l'ho incontrato mai più. No, non l'ho incontrato mai più, non nell'organizzazione, non l'ho visto mai. Né nell'ambito dell'organizzazione ne ha sentito parlare? Sì, ho sentito parlare nell'organizzazione, quando l'ho andato a trovare là l'ho visto, sapevo si chiamava, insomma me l'hanno fatto presente, che si chiamava così Pippo Beddo, hanno fatto contrabbando, certo si parlava, non gli caso. Quindi lei sa soltanto del contrabbando? Sì, il contrabbando lo so che hanno fatto contrabbando insieme, perché erano pure compare, mi sembra che c'era qualche parentela. Lei sa se questo, innanzitutto come si chiama di cognome, vero? No, non lo so. Sa se ha qualche fratello, fratelli? Mi sembra che aveva un figlio, la moglie, tutto. la moglie, ho visto che aveva un figlio così, poi non ho visto, insomma, altre persone non ho visto là dentro. Ma ci sono andato, sono stato poco, una mezz'oretta così. Lei conosce un tale soprannominato Renato? Renato? Renato, io conosco questo genero che è del mio comparitano, di Paternò. Conosce una persona soprannominata Mario Uturcu? Mario Tucco. Mario Tucco sarebbe che è padre di uno ragazzo che era insieme al mio genero Pippo, che si chiamava Insuccio, questo ragazzo. E sarebbe che è questo Mario Tucco, delle Neri. Tomaselli Antonio lo conosce? Tomasello Antonio, che è il padre di quello ucciso? Lei domande non me ne fa, No, non me io ne non- può fare. non lo so, Lei niente. di Tomaselli Antonio chi conosce? No, nessuno. Tomaselli Giuseppe? No, perché è giusto, il padre degli Dumotto, non mi ricordo come si chiama Antonino, mi pare, però ognuno. Torna bene Mario? Come? Torna bene Mario? No, Tringale Giuseppe? no. Non veramente sto nome no. Tropea Francesco? Tropea. Tropea, io ho conosciuto uno, Tropea di Pecanello. Come si chiamava? E mi sembra che si chiama Franco, perché si chiama Nuccio, o Nuccio. E questo, Forse Nuccio. e questo Nuccio di Picanello quando l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto, addirittura ieri a Barcellona insieme a me, l'ho conosciuto prima di entrare nell'organizzazione e poi questo è stato avvicinato a Galletto Campanella. Ah? A Galletto Campanella, sì. E questo come fa a saperlo? Lo so perché, insomma, lo sapeva perché me lo diceva Galletto, va. Sa se ha qualche soprannome? Soprannomi, sì, c'ha un soprannome però non me lo sto ricordando. Un Sa soprannome. di che cosa si occupava nell'ambito? Io so che aveva suo padre, che pure suo padre fu pure a Barcellona, mi pare che si chiamava Ture suo padre, che aveva la faccia tagliata. Sì, è questo, posso portare questo particolare. Ah, un barone si chiamava. E sa di che cosa si Un occupava? barone. Sa di E che che cosa... si poteva occupare di tutto, un po' di tutto, perché era un affiliato di estorsione, di quello che insomma accapitava.
Ricorda qualche episodio specifico? No, episodi specifici no, perché non era proprio con mia. Sa se ha qualche fratello? Non lo conosco veramente, non lo so se c'è fratello, non me l'ha presentato mai, non lo so. Io conosco a lui. Conosce qualcuno soprannominato Berlusconi? Berlusconi? Soprannominato Berlusconi? No. Lei sa dove è stato latitante il Mangion? Il Mangioni è stato latitante pure da queste case che di cui io, magari Nenino Coso insieme a Santa Paola c'è stato un po' di tempo, però lui faceva un poco ogni casa perché lui aveva pure i casi a Mascologia, aveva case proprio che se l'aveva fatto lui e stava là, la maggior parte stava per conto suo, poi aveva, prima di dopo aveva un'altra casa che ci stesse un po' di tempo. Aveva diverse case pure, si arrangiava pure come mi arrangiavo io così. Ma quando se ne andava in Santa Paola lui ci andava per farci compagnia un po' di giorni e poi quando Santa Paola era con sua moglie che era piglia lui non ci andava, se ne andava nella sua casa. Perché pure con me è stato qualche volta, è rimasto con me una notte, 2 notti, è rimasto pure dove ero io, latitante. Tuccio Salvatore. Sì. Quando l'ha conosciuto? Nell'81-82, sempre tempo di guerra. Sempre? Tempo di guerra. In tempo di guerra. Sì, quando sono entrato nell'organizzazione ho conosciuto lui, subito. Dove l'ha conosciuto? In quale posto? Questo le sto chiedendo. E in quale posto? Noi ai tempi i posti erano questi, quelli che io ho detto sempre, questi posti di campagna che noi stavamo, questi erano i posti. Lei ha parlato del fatto che Tuccio aveva un'attività lavorativa. Sì, l'attività prima, tempo quando si è aperta questa guerra, aveva un'attività che vendeva uova. Poi dove rivendeva le uova? A Catania. Dove? Non lo sa. Le vendeva in vari posti, in vari locali, va. E pure a Belpasso mi sembra pure una contorella buttava qualche scatola di uova, che abbiamo parlato qui in Isabella, però non so se poi si è risolto questo fatto, perché lui vendeva queste scatole di uova. Poi che attività ha svolto? L'attività che ha svolto, lui era un capodicina in quei tempi quando c'è stato, cioè l'attività poi che lui è andato in galera e è uscito si è fatta un'altra attività mi sembra che a Chiacerrezza il posto, perché io non ci sono andato mai, aveva una fabbrichetta che faceva mozzarelle, provolone, queste cose. E questa attività la gestiva da solo o era in società con altri? No, mi sembra che era solo, poi non lo posso affermare perché non ha notizie. non ho notizia di questo. Tudisco Santo? No. Tusa Lucio? No. Basta Domenico? Completamente, però mi sembra che lei intende dire questo nome, però di persona non le conosco. Lei ha... Conosce altre persone col cognome? Stamattina lei ha parlato
forse anche nel pomeriggio, di un nipote di Madonia di nome Francesco. Sì. Ora io non so se lo ha già indicato il cognome, in questo momento Sì, non lo ho ricordo. detto si chiama Tusa. Si chiama Tusa. Sì. Lei quando l'ha conosciuto il Tusa Francesco? Ma questo io, che cosa posso dire? Nell'88, l'87, in questi tempi così l'ho conosciuto. Non mi ricordo bene se l'ha buttato Cancagnolo a questo Francesco. Oltre a quello che ha già detto su... E poi lui conosceva pure a Fiolicciadello perché insomma lo voleva fare lavorare con i suoi mezzi, c'erano queste discussioni, però lui era vicino a Cancagnolo, questo lo so. Dico, oltre a quello di cui ha già parlato sul Tusa Francesco... Presidente, scusi, c'è una opposizione da parte di questo difensore, il quale interviene per connessione, evidentemente, rispetto alle dichiarazioni già rese dal collaborante. Lamento la genericità della domanda e soprattutto la impossibilità dell'individuazione dell'oggetto della domanda. Quindi sotto questo aspetto mi oppongo a che venga così formulata. Avvocato, questa è una domanda che da mesi facciamo. Che importanza è? Ecco. Scusi, che importanza ha? No, non ha nessuna importanza, non ha nessuna importanza. Può rispondere? Certo, non ha nessuna importanza. Da mesi inammissibile a mio avviso. Si rigetta l'opposizione, può rispondere. Sì. Oltre alle attività illecite di cui ha detto stamattina. So che lui aveva un magazzino, penso, dei mobili, una cosa del genere. Sa se questo magazzino era di sua esclusiva proprietà o era in società con altri? Veramente questo non lo so, perché lui diceva che aveva questo magazzino e pure Cancagnolo quando lo andava a trovare dice lo vado a trovare nel magazzino. Non mi ricordo. Però non so se lui era in società con qualche persona altra, non lo so veramente. I rapporti di droga di cui ha parlato di cui ha parlato stamattina che erano tenuti da Cancagnolo con il Tusa Francesco, riesce a collocarli nel tempo? Hai capito la domanda? Sì, ho capito la domanda. Nel tempo questo fatto di droga sempre fu... Ma riguardo a Francesco penso che fu verso l'85 così, l'84, l'85. Perché nell'83 è entrata questa discussione, perché è entrato questo Ture Basetta. Zucchero Carmelo. Zucchero Carmelo sì, lo conosco. Quando l'ha conosciuto? Zucchero Carmelo io l'ho conosciuto una volta che è successo che io avevo una casa a Vaccorrenti e ci volevo fare mettere la corrente da questa casa a Vaccorrenti. Volevo mettere la corrente in questa casa e vicino a questa casa, 200 metri, 300 metri massimo, c'era la casa del principe Manganella, una fattoria. E allora ho fatto fare una stussione a questo principe, sarebbe a uno dei principi stesso, non è proprio il principe, a uno interessato, che si sono interessati per questa stussione, Ture Grazioso si è interessato per fare questa stussione, perché questo principe aveva l'acquedotto e poi ci hanno rotto l'acquedotto per queste stussioni
che l'acquedotto passava delle nere per andare a Catania. E allora in questa estorsione si è presentato precisamente questo cammello zucchero, si è presentato. E dove insomma io ci ho spiegato il motivo e lui ha portato, poi un altro giorno è venuto, che ha portato un attricista, che io non so chi è, uno dell'Enini, era un attricista, era un amico suo, per vedere come era la situazione, dove quello affermava che insomma si interessava per questa corrente, che poi non è venuto questo interessamento, perché poi in appresso la corrente ci è stata messa da tutti i casi senza interessamento. Per questo l'ho conosciuto. Però questo cammello zucchero è uno avvicinato a noi altri stesso, a Gaia di Santa Paola. Sai in particolare a quale gruppo del Santa Paola? Ma il gruppo penso che non è uno affermativo da un gruppo, insomma è da tante poste, non è proprio affermativo da un gruppo. Zucchero Giovanni? No, non lo conosco. Zucchero Nunzio? Sto Zucchero Nunzio io non lo conosco, ma questo Zucchero Nunzio sarebbe quello di Mestiere Bianco, che ha favorito a Marvagna, a Grazioso, a Cuzzetta, a queste persone, quando insomma hanno fatto il sequestro di quello ragazzo Torre. Sicuramente è lui, perché hanno detto questo Nunzio Zucchero, però di persona non lo conosco. Chi gliel'ha detto questo? Filippo Malvagna. E gliel'ha detto in che epoca? Però non è stato lui il favoritissimo solo, sono stati tanti che sa lui, perché so solo io questo nome di Zucchero Nunzio, però il favoritismo è venuto da tante persone là. Ecco, ma in particolare questo diciamo appoggio, favoritismo, sì, che cosa è consistito? Era consistito questo appoggio per fare l'omicidio di le chiedevo Letterino. Di Letterino, cioè, il cugnato di Marotuppo, che poi fu fatto questo omicidio. Ma lei, mi scusi, non stava parlando di un altro? Sì, stavo parlando di un'altra cosa, però quando è stato fatto quell'omicidio del sequestro, non è stato fatto, insomma, che sono partiti con la macchina, e non so se sono partiti proprio di quel posto o di un altro posto, perché avevano diversi posti. Ecco, perché fu fatto come poliziotti, insomma. Come? Di poliziotti. Cioè? Erano vestiti, avevano le palette come se fossero poliziotti. Ecco, le volevo dire, Malvagna, questa indicazione quanto tempo dopo il fatto gliel'ha dato? Cioè è una cosa che è stata da poco tempo, da molto tempo? Sì, le cose di Misteriango sono cose che insomma duravano da tempo, non erano cose perché si pensava che... No, io le ho chiesto, Malvagna, quando gliel'ha detto che questo Zucchero Nunzio li aveva favoriti in questo omicidio? Insomma, poteva avere una ventina di giorni, così, una ventina di giorni prima. Prima dell'omicidio? Sì. Cioè già lo sapeva prima di fare l'omicidio? Certo, ma uno che se insomma c'è nel posto, perché l'hanno il posto l'hanno l'appoggio, poi per commettere insomma quello che si deve fare. Ecco, perché io sto dicendo due cose, perché dico due cose? Perché ci sono due omicidi, perché c'è quello del Letterino che loro hanno fatto la posta per tanto tempo per fare questo omicidio, però questo fu fatta una cosa subito, che poi non doveva essere omicidio, perché non c'era questo ordine, però l'hanno maltrattato troppo assai e hanno fatto questo delitto non volendo. Lui lo sa che io non volevo. Chi è che lo sa? Malvagna, Grazioso, Salvatore, lo sanno che questo si doveva stringere in un modo tale di sapere insomma dove si trovavano questi negozi, perché questi negozi venivano dalla Toscana e si ambientavano insomma dentro Mister Bianco. Ho capito, vabbè. Questo io già l'ho detto. Sì. Zucchero Domenico? No, non lo conosco.
Stasera fai. Signor Pulvirenti, lei ha partecipato a riunioni di pace dopo guerre con altri gruppi? Sì. Io quando fu proprio della pacificazione della guerra io non ho partecipato, non ci sono stato, però poi c'è stato un omicidio e penso che fu verso l'83, l'84 di Romano Salvatori, che questo omicidio fu a via Gallo Follonine mi sembra, a Catania, che questo vendeva frutta, che sarebbe il padre di Santo Romano. E allora quando ci fu questo omicidio ci fu una lamentela da parte di Pellera, perché era il padre di Santo e Santo questo apparteneva a Pellera, ci fu una lamentela che capivano che questo omicidio avveniva da parte di Ferrera, che invece abbiamo accettato che non era vero questo omicidio, perché noi altri non l'avevamo fatto. E chi l'aveva fatto? Quale gruppo l'aveva fatto? L'avete accertato? No, non ne potremmo accettare perché non lo sapevo. Ecco, io da questo omicidio poi sono rimasto così che non sapevo che cosa prendere, insomma, non sapevo niente più. E allora siamo andati a Vaccarizzo, da una villa, ci sono andato io, Piero Puglisi, mi sembra che c'era Nino Mazzaglia, e lì abbiamo trovato Nunzio Cavallaro, che questa villa era di Nunzio Cavallaro appartenente a Pellera. Abbiamo trovato a Pellera, c'era Savasta pure, con gli Santonino, questi erano messi a parte di fuori, e abbiamo discusso questo fatto, insomma, per fermare questa guerra, che stava scoppiando una nuova guerra, stava per scoppiare una nuova guerra. Anzi, ritorno a dire che me l'avevo dimenticato, con noi altri c'era pure Tucci Salvatore per discutere questo fatto. E l'avete poi risolta questa questione? Sì, l'abbiamo risolto, insomma, l'abbiamo fermato, perché noi altri ci abbiamo detto che non sapevamo niente. Lui oltre a queste persone che ha indicato, ce n'erano altre del vostro gruppo? Ce lo ricordo? No, queste persone che io sto dicendo erano da questo, io mi ricordo, poi no. Dopo l'omicidio di Delfo Russo, lei ricorda se vi furono riunioni? Riunioni per Delfo Russo? No. Non c'era nessuna riunione per Delfo Russo, no? Certo, si fa presente che siamo stati noi altri, perché è stato, perché non è stato, ma però non è che ci sono, non esistono, insomma, questi. Lei ha conosciuto Orazio Scaravilli? Sì. È vivo? Orazio Scaravilli era il capo dei custodi e comandava pure, perché queste negocia facevano parte pure ai custodi, e i custodi il capo era Scaravilla. E così, insomma, l'ho conosciuto durante certi incontri, insomma, per poter discutere queste cose di Mister Bianco. Poi lui ha usato, insomma, parole brutte, ha detto che perché Toni aveva avuto un attentato fatto, Toni e altri, che non mi ricordo queste come, insomma, altre persone, che questo attentato ce l'aveva fatto Venarazio, Santopesano, questi. E questo Toni era scappato dalla macchina, una cosa del genere. E allora si mise a dire che se, insomma, che se era mio figlio, che se, insomma, se uccidevano a suo figlio, ci sparava a mio figlio. C'erano questi discorsi. E allora Scaravilla, insomma, ha rinforzato questa discussione. Dice, giustamente, se succedeva
succedeva un fracasso. Allora io queste parole non le sembuttai e ci disse a Carmelo Cancagnolo se lo poteva eliminare questo, e come infatti così ha fatto. Lei ha mai conosciuto tale Chiofalo? No, questo Gnofolo io l'ho visto a Barcellona una volta, così di passaggio, però non aveva nessuna amicizia. Ha poi avuto contatti? Sì, poi ci sono stati, che io questo l'ho detto, tante storie, perché questo Gnofolo poi ha cercato, Io sto parlando di Chiofalo, eh? Gnofolo, Franco, di Barcellona. Di questo sto parlando. Sì, va bene. Questo gli era avvicinato, a chine cose. Perché poi in Calabria l'hanno fermato insieme. In Calabria andava una riunione, l'hanno fermato insieme i carabinieri. Questo Franco Gnofolo, come dico io, ha fatto. C'era Palmeri, Ture Palmeri, che Ture Palmeri è uno avvicinato a noi altri, un costruttore avvicinato a noi altri, al nostro gruppo, che faceva, fabbricava. Scusi un momento, anche questo fa parte dei verbali, anche tutta la vicenda e i rapporti con il Chiofalo. Sì, Presidente, ha ragione, molte di queste cose di cui abbiamo parlato in parte fanno parte di verbali. La verità verbali che sono stati acquisiti, mi pare. Hai mai sentito parlare di un tale Gino Bummularu? Gino? Bummularu. No. Bummularu no. Mentre lei ha parlato di un tale Mario Marchese. Sì. E ci vuole dire chi non lo era? conosco personalmente, però Mario Marchesi era uno che manteneva questo gruppo di fuori, che l'ho detto, che questo gruppo poi era avvicinato a Carmelo Cancagnolo. Che una volta Carmelo Cancagnolo l'ha portato nella mia campagna a questo. Erano qualche 4-5 di queste persone. Lei ha conosciuto il medico di Benedetto Santa Paola? No, il medico non l'ho conosciuto. So che lui aveva il medico, però non ci sono stato mai. Quando c'è stato questo medico io non ci sono stato. Lei all'inizio del suo esame sì. Ha fatto riferimento al tentato omicidio di Ferrera sì. all'interno dell'ospedale. Sì. Poi il discorso si è fermato. Volevo soltanto sapere perché si era tentato di uccidere Ferrera. Ma perché si era tentato? Perché Ferrera, ce l'aveva con mia, di più con mia. Non lo so, gli aveva una vita sempre che, cercava di sparare a mia. E allora, giustamente, essendo che questo sparava, io ho parlato con Nitto Santa Paola, che si doveva fare E allora poi è passato un po' di tempo e ci è stato l'ordine di Ano Iaccolano che ce l'ha dato questo ordine a mio figliolino. Ci ha dato questo ordine che questo delitto si poteva fare. E come infatti poi si pensava pure che Nino Cosentino sapeva fare, era pratico per fare i chiavi, per poter riaprire qualche porta, qualche cosa per andarlo a uccidere. Ma nell'omicidio io penso che ha partecipato Nino, mio figlio, e